La 18ª tappa del Giro d'Italia, Val d'Aora-Santa Maria di Sala, ha attraversato la Marca trevigiana. Ecco il gruppo al traguardo volante di Conegliano, dove si sono vissuti attimi di tensione poco prima del passaggio dei ciclisti, quando uno spettatore ha lanciato sul tracciato una bicicletta. Questo è l'unico momento difficile di una giornata di festa colorata di rosa. Da Ponte della Priula, Spresiano, da Paese a Quinto fino a Zero Branco, la Marca ha salutato il passaggio dei ciclisti con l'entusiasmo che caratterizza il Giro d'Italia. Non sono mancati disagi e problemi alla circolazione, con alcuni rallentamenti e code in prossimità degli sbarramenti, come lungo la tangenziale di Treviso in direzione Paese. E domani si replica con la 19ª tappa, partita da Treviso intorno alle 12 e arrivo a San Martino di Castrozza. La sospensione della circolazione avverrà 2 ore prima rispetto alla partenza e quindi il disagio per l'utenza trevigiana è limitato alle ore tra le 11 e l'1 e l'1:30. Lasciata Treviso, il gruppo si sposterà verso l'arrivo a San Martino di Castrozza. Si porterà sulla Pontebana, percorrerà un breve tratto di Pontebana per poi andare verso Valdobbiadene. Conseguentemente i disagi maggiori ci saranno nella zona intorno a Valdobbiadene e ancora più a nord verso il Passo San Boldo, dove è previsto l'uscita dal territorio provinciale per proseguire verso San Martino di Castrozza.